Continuità è la parola d'ordine in casa Accademia Trapani dopo la vittoria sul campo del Mazzara. Don Carlo Misilmeri che vuole dare una spallata al campionato per proiettarsi nella parte alta della classifica. 3 punti di distacco, settima l'Accademia Trapani, decima la Don Carlo Misilmeri. Questo è lo stadio Roberto Sorrentino, questa Accademia Trapani contro Don Carlo Misilmeri, anticipo della sesta giornata del girone A di eccellenza siciliana. Amici di Sportissimi, benvenuti e buon pomeriggio da parte di Niccolò Cilluffo. Fischia l'arbitro, va Secum col destro sul palo coperto da Alessio Zummo, cross, c'è York che la gira col destro. Zummo ci mette 2 pugni, poi calcio di rigore, è finito giù. York, ammonizione per Stefano Cerniglia. Nolfo contro Zummo. Fischia l'arbitro, va Nolfo, para Alessio Zummo che tiene in vita il Misilmeri. Bravissimo l'estremo difensore della Don Carlo. E attenzione perché c'è Lucera che dall'altra parte prova a servire Matera con il tacco. Matera lascia la palla lì, poi lo Gerfo se la porta sul sinistro, calcio lo Gerfo. Don Carlo Misilmeri 1, Accademia Trapani 0. Tiro sporcato, beh, quanto basta per portare in vantaggio la squadra di Tumminia. Secum, Castiglione, c'è anche Lala, ce l'ha sul mancino, cerca York, Nolfo di testa. Zummo, possibilità per l'Accademia Trapani, York che vince il rimpallo. York contro Zummo, entra in area, York cade giù, non c'è contatto secondo l'arbitro. Che cosa si è divorato York? Pace, break della Don Carlo, ancora al limite dell'area, prova a calciare Mistretta, sicuro qui. Va Secum morbido sul secondo palo a pescare la Min. Fuori gioco, ma che occasione. E si inserisce poi anche Mancuso, è finito giù un calciatore dell'Accademia Trapani. Ha scheggiato la traversa Lucera, praticamente da centrocampo. Occhio al 10 che punta Pellegrino, prova ad andare ancora Castiglione, la mette in mezzo, c'è Nolfo, spara alla porta, scarica per Secum, una botta da fuori, imprendibile. Sul finale di primo tempo il pareggio dell'Accademia Trapani con Secum. Lamin, Demba dentro l'aria, poi Agnello da fuori che si può distendere con la corsa di Lucera. Lucera, è tutto solo Lucera, si alza la bandierina, a pace si unisce Lucera. Secum, morbido, deviazione Zummo, che parata di Alessio Zummo. Lala, si propone Iannazzo, servito. Nolfo, Cannavò, finta e va, Cannavò, punta Cerniglia, va sul sinistro, Cannavò calcia! Pellegrino, ancora da Raimondo Lucera, che cerca Matera, c'è Mistretta. Federico si propone Lavardera in sovrapposizione, servito, cross di Lavardera direttamente in porta. Mistretta ci mette 2 pugni e la mette in calcio d'angolo. Va Lucera sul secondo palo, barriera piena, la rimette in mezzo, attenzione a Federico che solo, che si è divorato Federico, era in posizione regolare. Adesso c'è tanto spazio per la Don Carlo, Federico prova a prenderselo, apre su Lucera che calcia, era fuori gioco. C'è Raimondo Lucera che punta Cammareri, 1 contro 1, sovrapposizione di Lavardera, Lucera va da solo sul destro, calcia troppo centrale, blocca Mistretta. Romano, Federico, Matera, 1-2, Federico ce l'ha sul destro, può aprire, va proprio lì, dove c'è Lucera che rientra, calcia. Iannazzo, apre, colpo di testa di Alessio Cannavò, para Zummo.
Va Zummo, potrebbe essere l'ultima palla. Romano, va da Lucera, la mette giù. Lucera l'aveva messa anche dentro, era in fuorigioco Raimondo Lucera. Triplice fischio, finisce 1-1 la sesta giornata di eccellenza. Accademia Trapani Missile Mary finisce tra le polemiche con il gol annullato